Salve a tutti, oggi vi parlerò di un argomento controverso e che suscita spesso polemiche, anche perché non è conosciuto in maniera adeguata, ossia il plebiscito, nello specifico i plebisciti nel 1800. Plebiscito indica letteralmente la decisione del popolo. In epoca romana il plebiscito era la norma che veniva approvata, votata dalla plebe su proposta dei tribuni della plebe. Inizialmente valeva soltanto per la plebe, poi invece vale per tutto il popolo. In epoca moderna il termine plebiscito invece sta ad indicare una qualsiasi forma di manifestazione della volontà popolare che riguarda l'assetto di uno Stato o la sua sovranità territoriale. In realtà il termine plebiscito nel 1800 non è usato in maniera così frequente come si può pensare, soprattutto all'inizio. Innanzitutto, inizialmente plebiscito indica non tanto la procedura elettorale, ma il testo che viene sottoposto al voto del popolo. La procedura viene indicata con il termine di consultazione popolare, appello al popolo, suffragio popolare o suffragio universale. A essere chiamati a votare sono appunto tutti i cittadini maschi che abbiano compiuto i 21 anni e che godono dei diritti civili. È la Francia rivoluzionaria napoleonica che tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 introduce appunto i plebisciti, queste consultazioni, questi appelli al popolo. Come mai? Perché si vuole, almeno concretamente, applicare quegli ideali di libertà, di uguaglianza e di sovranità popolare che erano stati elaborati già in epoca illuminista e che erano stati fatti proprio dalla Rivoluzione francese. Quindi si vuole dare importanza a questo popolo, anche se è un'importanza, diciamo, puramente formale, fin dall'inizio. Il popolo viene chiamato in Francia a votare sulle annessioni territoriali e sulle modifiche costituzionali. Abbiamo appunto i plebisciti, i primi plebisciti nel 1792 per l'annessione di Nizza e di Savoia alla Francia e nel 1793 all'inizio appunto per ratificare le annessioni di alcune città belghe e alcune città, territori tedeschi. La cosa appunto interessante è che a partire dal marzo del 1793 molti di questi territori che erano già stati occupati dall'esercito francese vengono annessi alla Francia senza più ricorrere ai plebisciti, se non tranne in alcuni casi rari per volontà delle popolazioni locali. Vengono poi appunto utilizzati i plebisciti per l'approvazione delle Costituzioni del 1793, del 1795 e del 1799. Come avvenivano queste votazioni? In realtà non c'è una forma stabile, ma ci sono dei cambiamenti nel corso del tempo. I primi plebisciti, queste prime votazioni avvengono all'interno di assemblee primarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini eleggono a suffragio universale i propri rappresentanti e questi membri riuniti all'interno di un'assemblea votano e il loro voto è orale ed è palese. E sono questi, ad esempio, i plebisciti di annessione di Nizza e di Savoia del 1792. Avvengono in questa maniera. Successivamente, a partire dal 1799, si adotta una forma diversa, che è quella dei registri, ossia viene predisposto un registro per il sì e un registro per il no, su cui appunto i cittadini nell'arco di un mese devono apporre la propria firma, appunto sull'uno o sull'altro. In questo caso il voto è scritto, ma rimane sempre un voto palese. In questo modo si svolgono i plebisciti francesi del 1801 e del 1802, meglio del 1802 e del 1804. Il 1802 era il plebiscito dell'approvazione del consolato a vita di Napoleone I e invece il 1804 riguardava l'ereditarietà della carica imperiale. E allo stesso modo, cioè lo stesso tipo diciamo, di plebiscito, di forma, viene utilizzato per i plebisciti in Italia nel 1848, quindi appunto si vota tramite registri. Nel 1851 abbiamo una nuova modifica che è introdotta da Napoleone III ed è quella di utilizzare le schede, ossia Napoleone III prevede, queste sono le sue disposizioni,
una scheda per il sì e una scheda per il no, che devono essere messe all'interno di un'urna dai cittadini nel corso di 2 giorni, che sono gli stessi per tutto il territorio nazionale. In questo modo appunto abbiamo di nuovo una votazione scritta ma segreta. Ed è questo tipo appunto di sistema che viene utilizzato per i plebisciti del 1851, che riguarda sostanzialmente la legittimazione del colpo di Stato di Napoleone III, e nel 1852 per il ripristino della carica imperiale per la sua ereditarietà. E ancora una volta l'Italia prende a modello la Francia, quindi adotterà questo sistema nei plebisciti del 1860, 1866 e del 1870. Detto questo, come si può intendere il plebiscito, cioè che valore ha, a cosa serviva sostanzialmente? L'abbiamo già visto in parte, l'ho già detto all'inizio. Il plebiscito è appunto una forma di legittimazione. Ma che legittimazione è? È una legittimazione a posteriori di scelte che sono già state fatte o comunque sono in corso di adozione. Quindi non è il popolo che decide, ma il popolo esprime tramite il plebiscito la sua opinione su decisioni che in realtà sono già state prese. Quindi è un omaggio formale al principio della sovranità popolare, ma non è un effettivo esercizio di questa sovranità popolare. E gli esempi sono dati dal fatto che appunto il plebiscito riguarda dei territori che sono già stati occupati militarmente. Abbiamo visto i territori conquistati dalle armate francesi nel 1792-93, ma anche per quanto riguarda l'Italia, i plebisciti che si tengono in Italia meridionale nel 1860, quando già il territorio è stato liberato dalle truppe garibaldine, e mentre le Marche e l'Umbria sono state occupate dalle truppe dell'esercito sardo, o anche il caso del Veneto, che per la gran parte è già stato occupato dall'esercito italiano nel 1866. E la stessa cosa vale per le costituzioni. I plebisciti per approvare queste costituzioni molto spesso sono seguenti all'entrata in vigore della Costituzione stessa. Nel caso della Costituzione del 1799, questa Costituzione entra in vigore non soltanto prima che siano proclamati i risultati del plebiscito, ma entra in vigore quando la votazione è appena incominciata. Un altro esempio del carattere appunto formale di queste consultazioni elettorali è dato da un caso particolare che riguarda i plebisciti di annessione di Nizza e di Savoia alla Francia nell'aprile del 1860. Sappiamo che Napoleone, diciamo, pretende in cambio del suo assenso ai plebisciti in Toscana e in Emilia, pretende in cambio che Nizza e Savoia passino alla Francia tramite un plebiscito, e così succede. Il plebiscito è a favore ovviamente dell'annessione di questi territori alla Francia, però nonostante questo 2 cittadine, Briga e Tenda, nonostante abbiano votato l'annessione della Francia, vengono lasciate da Napoleone III al governo piemontese. Quindi questo per indicare appunto quanto i plebisciti avessero un carattere puramente formale. Le decisioni venivano prese prima e venivano prese dall'alto. Poi per quanto riguarda Briga e Tenda, sappiamo che dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1947, verranno di nuovo passate, annesse alla Francia nel 1947, previo un trattato e un successivo referendum. Ecco, per quanto riguarda il rapporto tra referendum e plebiscito, la distinzione non è sempre chiara. Adesso qua non è il caso di addentrarsi in questioni giuridiche complesse, però indicativamente, in maniera diciamo abbastanza generale, il plebiscito si può considerare come diciamo, una votazione che viene decisa in particolari momenti storico-politici, quindi un fatto diciamo eccezionale, ed è l'atto fondante di un nuovo ordine statuale, mentre il referendum è previsto all'interno di un organismo statale, all'interno di una Costituzione. Quindi atto eccezionale da un lato, atto previsto dall'altro. Spesso però i termini vengono usati come sinonimi. Ad esempio quello del 1946, del 2 giugno del 1946, il referendum della scelta tra Repubblica e monarchia,
È stato chiamato referendum, essendo un atto eccezionale e fondante di un nuovo ordinamento costituzionale, in realtà avrebbe dovuto chiamarsi plebiscito. Perché non si chiama plebiscito? Perché il termine plebiscito, già dalla fine del 1800, incomincia ad assumere una connotazione negativa, proprio per l'uso che ne fa Napoleone III di forma di legittimazione del suo potere. E poi anche le modalità con cui si svolgono molti plebisciti creano un po' quest'aura negativa, cioè il fatto che ci possono essere delle pressioni politiche o militari, cioè se un territorio è già occupato militarmente possiamo ben capire come ci potesse essere una pressione. Il fatto che mancassero delle effettive alternative politiche, c'è una massiccia propaganda con proclami letti nelle piazze, con prediche fatte in chiesa. L'organizzazione a volte è piuttosto frettolosa, quindi approssimativa, sono possibili delle irregolarità. Ecco, non bisogna pensare che la presenza di irregolarità sia necessariamente un indice di una volontà truffaldina, non è così. Ad esempio le ricerche francesi fatte sui plebisciti del 1851 e 52 dimostrano che le irregolarità sono state molto meno numerose e deliberate di quanto si possa pensare, tipiche comunque di un sistema elettorale che è ancora agli inizi. Comunque rimane questa aura negativa nei confronti del plebiscito che ne ha condizionato un po' l'opinione generale, anche in parte la ricerca, ed è importante invece ritornare ai plebisciti analizzandoli nel contesto dell'epoca, quindi considerando bene il contesto dell'epoca e non soltanto la situazione nazionale, ma anche la situazione internazionale. Cioè ogni plebiscito deve essere veramente collocato nel suo tempo e nel contesto in cui si sviluppa, in cui viene richiesto, indagando appunto le motivazioni. Ecco, io parlerò nei prossimi video, in particolare dei plebisciti italiani nel 1800, quelli che portano alla Costituzione del Regno d'Italia, quindi dal 1848 al 1870, soffermandomi su quello che io ho studiato meglio, andando appunto a esaminare anche documenti dell'epoca, che è il plebiscito veneto del 1866, che è uno appunto di quelli attualmente più contestati e di quelli a cui più si attribuisce l'aggettivo di truffa. Cercheremo appunto di capire esattamente come si sono svolti i fatti e soprattutto di capire la complessità della situazione sia nazionale che internazionale dietro la quale poi diciamo è nata l'idea appunto del plebiscito. Per oggi basta così.